Censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta un attimo, ma ragazzi, che fretta, cioè guarda, sono ancora tutto in déshabillé, no, non lo so io. Guardate che è incredibile, la faccia del regista, cioè tu la capisci, capisci dalla sua faccia che stai per andare in onda, perché c'ha la faccia da furbetto, come per dire, te che adesso lo mandi in onda, te che adesso gli apro il microfono, te che adesso deve smetterla di mettere le dita nel naso, io me le metto lo stesso, me le metto solo nel naso, e deve lavorare, eccetera. La faccia da furbetto del regista, guarda, è indelebile nella mia memoria, indelebile. Per fortuna voi che ci guardate in radiovisione state guardando un'altra faccia, la faccia d'artista, la bella immagine di Deborah Blumetti che ci è venuta a trovare ieri nei nostri studi, e guarda cosa ha indossato appena è andata a casa: la maglietta e il cappellino di Radio Libertà. Grazie Deborah della tua dolcezza, grazie delle tue emozioni che ci trasmetti con la tua fantastica voce, e il bello deve ancora venire, ragazzi. Chiaro che se vi siete persi la diretta di ieri, la ritrovate cercando Potere al Popolo, Sammy Varin, proprio di ieri, giovedì, ma poi la Deborah la replicheremo sicuramente nelle prossime settimane. Buongiorno! Buongiorno, è un buongiorno quest'oggi. La riforma della giustizia, ragazzi, sicuramente c'è da divertirsi, però sappiamo che quell'orario così particolare, quello delle 7:30, ci dividiamo un po', appunto, come sulla riforma della giustizia, come sul ponte, ci dividiamo religiosamente. Che cosa state facendo a quest'ora del mattino? Chi si trova in macchina e mi sta ascoltando con la radio DAB, buongiorno. Chi si trova a letto e non ha alcuna voglia di alzarsi, chi giustamente utilizza la mia trasmissione per fare altre cose, e non posso che ricordare che certo io servo anche a questo. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Il poeta Davide Chiurazzi, che ha scritto pure un libro, ragazzi, cioè oggi i libri li scrivono cani e porci, ci ricorda certamente che molte delle notizie che sto per leggervi avranno questo effetto particolare in voi, che è comunque tutta salute, a volte addirittura anticipato. L'effetto è come i nostri registi che normalmente si chiudono in bagno prima della mia rassegna stampa, perché poi l'effetto sarebbe dirompente. Il buongiorno si sente dal Paris. Sono scemo, dimmelo Simone, buongiorno, sono scemo. Annuisce, quando annuisce Simone pericolosamente annuisce. Ho sonno, sto dormendo, mi scrive Enzo, lo prendo naturalmente come un bellissimo complimento. Bene Enzo, allora ti meriti sicuramente il quotidiano Il Manifesto come primo. No, oggi parto dalla normalità per poi arrivare certo anche al Manifesto, perché ci divertiamo, è chiaro, lo ricordiamo per i nuovi ascoltatori che per caso avessero trovato Radio Libertà su Facebook e su YouTube. Siamo anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier con più di 1 milione di follower. Siamo sul sito radiolibertà.net. Siamo sull'applicazione di Radio Libertà che vi invito a scaricare sul vostro cellulare, perché è la soluzione migliore, soprattutto è quella che non si ferma mai. Siccome molte cose che diciamo non piacciono ai social e quindi ci silenziano su Facebook e su YouTube, sull'applicazione se si silenzia quella vuol dire semplicemente che abbiamo finito i soldi per pagare la corrente. A proposito, certamente se avete 5 euro che avanzano, il sito radiolibertà.net vi accoglie a braccia aperte. Cliccate sostienici e poi abbonati, date una mano alla nostra redazione anche tramite conto corrente postale 37671294 37
367 1294, intestato a Radio Libertà Milano, e farete felice sicuramente anche Simone in regia, così si può mette tutte le cazzate. Simone, cosa devo fare? Si può pagare un bagno personale, no, ma direttamente assiso nella parte tecnica, no? Perché sono così deficiente oggi? Non lo so, e la cosa mi preoccupa abbastanza, perché siamo solo all'inizio, anzi non ho ancora cominciato quella che inizialmente era la rassegna stampa di Giulio Cainarca, ragazzi, storpiata, stracciata spudoratamente per sua scelta, perché effettivamente si è spostato un po' più avanti dopo le 10 con una trasmissione molto più interessante, con un approfondimento quotidiano bellissimo, e la rassegna stampa, questo chiacchiericcio di quotidiani, l'ha lasciata in mano a Sammy Varin, che però non ne fa una rassegna stampa vera e propria, perché alla fine io vi metto sul tavolo delle argomentazioni che, con la mia esperienza di quasi 50 anni di radio, penso che siano nelle vostre corde queste argomentazioni, ok? Faccio un po' il mago Varin della situazione, ed effettivamente mi confesso a voi, io sono un mago. Cosa pensavi che dicessi? Sono un mago, dico delle cose particolari e a volte le azzecco. Certo, a volte mi lamento anche, fammi sentire, qui ci sono i miei fan che giustamente applaudono alle mie battute, ma non era una battuta, questa era la verità. Senti. Sono un motivatore fallito. Cioè, capisci che queste sono clip che stanno girando su WhatsApp, ma questo è un revenge porn. Sono un motivatore fallito. Io mi stupisco di me stesso, prima di tutto, per fare queste cose in radio, però capite come è una comunicazione completamente diversa la nostra rispetto alle altre radio. Radio Monte Carlo, no, Radio Italia, Radio DJ, Dimensione Suono, Latte Miele. Noi siamo completamente diversi. Allora facciamolo vedere anche quest'oggi. Dai, facciamo vedere come siamo diversi, facendo una panoramica su quelli che sono i titoli di questa mattina. Naturalmente, in primo piano, la riforma della giustizia. Giustizia, sì alla riforma tra le liti. Riforma tra le liti. Tralin, tralà. Corriere della Sera. La Repubblica, la giustizia della destra. Attenzione al quotidiano La Stampa, che naturalmente prende in mano Randello per randellare chi? La Lega. Senti qua. Ponte, Zaia gela Salvini, che non è la prima volta che Luca Zaia ha dei pensieri diversi, perché all'interno della Lega ci sono anche diverse ale che la pensano in modo diverso, e questo alla Stampa non gli va bene. Si facesse i fattacci propri con le varie correnti. La porta! C'è corrente! Nel PD non ci sono correnti, no, ce ne inventano una al giorno, no? E rompe le balle la Stampa, perché Zaia ha detto semplicemente una frase, ha detto: la Corte dei Conti fa il suo lavoro. Azzolina, Salvini congelato da Zaia, che fa anche caldino fuori, non è che faccia così, va bene, quella è la Stampa, basta, vado avanti. Il resto del Carlino: giustizia sì alla riforma, ora si va al referendum. Non vorrei dare, ma c'è questa cos'altra qua del referendum che non ce la togliamo dalle scatole per mesi. Il Fatto Quotidiano, attenzione al Fatto Quotidiano: la riforma del secolo, virgolettato, cade nella piazza vuota. Ah, che poeti quelli del Fatto Quotidiano, ragazzi. Carriere separate, Meloni realizza il sogno di Gelli, Craxi e B. Una festa di casta, passa la antitoghe, sì di Azione, renziani astenuti, Nordio a perplessità, il PD balbetta, lite coi 5 Stelle, flash mob, Forza Italia, deserto, signori, cattivissimo oggi il Fatto Quotidiano, ancora più cattivo per noi del Ponte è
Il governo adesso frena perché teme di pagare i danni. I ministri, se tirano dritto, rischiano in proprio, cioè devono pagare loro i danni. Una lunga serie di anomalie, la gara del 2005 resuscitata per legge, i dubbi di fattibilità e quelli sui costi, l'oscuro iter ambientale, l'opera NATO, i comitati pronti ad altri ricorsi. Ah, che noia, sono già annoiato adesso, ragazzi. Ora di sera cosa farò? Non lo so io. Vado avanti. Il Messaggero, sì alla separazione giudici-PM. E poi ancora più in basso, La Verità, attenzione alla Verità, la vendetta della Corte dei Conti. Dan, da, da, dan. Lo stop al ponte dello Stretto ha solo motivazioni tecniche? Punto di domanda. La vendetta della Corte dei Conti. Il Giornale invece scrive: giustizia è fatta. Libero, vince Giorgia, brinda Silvio. Vince Giorgia, brinda Silvio. Brinda Silvio, vince Giorgia, brinda Silvio. Vince, guarda. Avanti Popolo è il quotidiano Il Tempo, che titola così e diverte sempre. La prima pagina del quotidiano Il Tempo: se siete tristi e comprate Il Tempo, un sorriso ve lo fa fare. Avanti Popolo, il sì definitivo in Senato alla riforma della giustizia, ora la parola agli italiani col referendum. Meloni, traguardo storico, il ministro Nordio, cittadini chiamati al voto tra marzo e aprile, la maggioranza via la raccolta firme, la sinistra delira, Schlein, Meloni vuole pieni poteri. L'ho già sentita questa frase dei pieni poteri, che porta parecchio sfiga, però lo dice la Schlein e quindi porta sfiga a lei. Avanti Popolo, praticamente il famoso quadro, e i protagonisti, Salvini in mezzo, la Meloni a destra, Tajani a sinistra. Bello, mi piace. Di spalla l'evento di Roma, Israele scende in piazza, è tornato l'antisemitismo, l'Italia odia gli ebrei per le bugie di Hamas. Nonostante la pioggia, 1 migliaio di persone ieri in piazza Santi Apostoli a Roma hanno manifestato a sostegno delle comunità ebraiche e contro l'antisemitismo. All'iniziativa organizzata dall'associazione 7 ottobre hanno aderito oltre 50 realtà. Sempre di spalla sul Tempo il richiamo, le mosse dei filo Hamas, Annun tra flotilla e portuali, prove tecniche di partito islamico. Cicu qua, eccolo lì, sta arrivando il partito islamico e noi che siamo maghi lo abbiamo previsto già 10 anni fa. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Vorrei svegliarmi di nuovo in un'Italia senza antisemiti e golpe giudiziari. L'editoriale è quello di Tommaso Cerno. C'è naturalmente spazio anche per il delitto di Garlasco, indagato il padre di Sempio, per l'accusa avrebbe pagato per l'archiviazione del figlio. Naturalmente lo stop della Corte dei Conti, a proposito di Avanti Popolo, il piano del governo per il ponte, Salvini, l'opera si farà, spero non sia una vendetta. Vi ho fatto divertire con il quotidiano Il Tempo e tra poco tornerete seri certamente. Intanto però il Sole 24 Ore che apre con il suo argomento Italia e Germania, crescita ferma a zero, Lagarde, prospettive UE ancora incerte, cose allegre chiaramente che ci fanno ben sperare. Il Domani, giustizia sarà battaglia totale, Meloni punta a spaccare le toghe. Attenzione signori, sono in arrivo il treno mariniano con il vostro quotidiano preferito, che oggi ha un titolo che vi sorprenderà visto che siamo sotto Halloween. Attenzione al titolo del quotidiano Il Manifesto: l'opera del fantasma. E si vede la manifestazione di Forza Italia di ieri, il sit-in, chiamatelo flash mob, come volete, con dietro, chiaramente perché c'è stata la riforma della giustizia, con dietro la gigantesca effigie di Silvio Berlusconi, e il titolo del manifesto è l'opera del fantasma. Ditemi voi se questa non è arte, non saprei proprio, è l'unica cosa che sanno fare gli amici comunisti e ci piace, li amiamo quando fanno così. Chi ha detto sta
cazzate, ma Trump-Xi, tregua con test nucleari, ok? Il vertice dei leader di USA e Cina, meno dazi, più terre rare, ma Washington riparte con la bomba, avremo modo di approfondire certamente. È bella comunque la pagina del manifesto, è bella, molto bella. Secolo d'Italia, molto più stringato e chiaro. Giustizia, virgola, è fatta. Non giustizia è fatta, giustizia, virgola, è fatta. Dopo 40 anni approvata la riforma, ora il referendum Meloni, traguardo storico. Il Riformista titola Insieme. Piazza Santi Apostoli gremita a testa alta con gli ebrei in 2000 all'evento di 7 ottobre ed è il Riformista. Ancora con i titoli: Il Mattino di Napoli, PM giudici sì a carriere separate. Il Gazzettino, giudici PM sì alla separazione. L'Unità invece non gliene frega niente, almeno in taglio alto, Sham e Yahya. Potrete mai perdonare? Erano 2 gemellini di 3 anni uccisi da Israele durante la tregua. Solo in taglio basso, separazione delle carriere, anzi veramente c'è scritto del carriere, leggo male? No, separazione del carriere, che probabilmente per i comunisti è un qualcosa che io non conosco perché sono ignorante. Separazione del carriere. Cos'è sto carriere? Che non è il Corriere, è il carriere. Ultimo sì del Senato e corsa al referendum. E ragazzi, non c'ho proprio voglia di leggerlo. Voi che avete una cultura superiore, mi fate sapere cosa intendeva dire il quotidiano L'Unità dicendo separazione del carriere in prima pagina in neretto. Quindi una cosettina che si vede anche bene, non è che uno dice un refuso ma tanto è all'interno. Il dubbio, carriere separate, vede, ha scritto carriere, non ha scritto carriere, delle carriere sono tante. Il Parlamento dice sì, ora tocca ai cittadini. Secolo XIX, riforma della giustizia, ultimo sì, adesso la parola passa agli italiani. Oh, che palle, dobbiamo decidere noi. Avvenire, parola alle urne, Un tempo si diceva parola di Dio, no? Adesso parola alle urne e tutti gli italiani faranno non scherziamo, bisogna andare al referendum ragazzi, non facciamo cacchiate, ve lo dico subito, è alle 8:10, perché se già partite così vuol dire che fate vincere la sinistra, vuol dire che fate vincere i magistrati, quelli che combinano un fracco di guai perché hanno un'ideologia di sinistra, mica tutti, gran parte, e quelli che prima o poi vi giudicheranno. So che adesso state toccando ferro, ma prima o poi ci passate anche voi. L'identità, bellissimo, bellissimo il titolo a proposito di referendum, signori, guardate l'identità, che cosa scrive l'identità in prima pagina: dolcetto o scherzetto, e sotto c'è una bellissima zucca con scritto sopra un bigliettino che non è altro che una scheda, la scheda del referendum. Dolcetto o scherzetto? Signori, l'identità oggi sicuramente è la più bella copertina per la vostra giornata, visto che siamo al 31 di ottobre, pensiamo ai morti, ma anche ai santi, pensiamo ai fantasmi, Berlusconi appunto, la giustizia fantasma, pensate a cacchio che mi pare, a cosa pensate? Scrivetemelo, non ho ancora ricordato questa cosa, dolcetto o scherzetto? Non ho ancora ricordato che oggi potete entrare in onda come tutte le mattine con me. Più avanti, e dopo le 9, apriremo anche le linee al nostro numero fisso 0292947222. Ma già ora potete scrivermi un WhatsApp al 340 6709 659. Lo ripeto per i distratti: 340 6709 659. Memorizzate sul vostro cellulare questo numero perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte se avete qualcosa da comunicare alla nostra radio, ma in particolare durante la rassegna stampa di Sammy Varin è possibile dire la vostra sulle notizie del giorno ed è una cosa bellissima. Io ogni mezz'ora le leggo, quindi tra 10 minuti avremo il primo contatto con i vostri messaggini. Intanto le agenzie Corriere della Sera, Giustizia, Via Libera
libera la riforma. Meloni, storico, Schlein vogliono le mani libere. Fa vedere le mani, sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani. E che facciamo? Discoteca. Si apre la battaglia del referendum. Il Corriere. Oggi Simone c'hai veramente uno sguardo di compatimento verso di me che mi sento davvero, sai quando uno dice ma perché non sono lì io e non sei qua tu? Dici c'è un motivo per tutto, no? C'è un motivo per tutto, te la sei cercata, caro Sammy Varin, come tanti anni fa, quando in riunione con Matteo Salvini, a un certo punto, in quel tempo, Matteo Salvini era direttore di Radio Padania Libera. Parlando ai suoi apostoli, Salvini quel giorno disse: vorrei fare una radio dove già alle 6 del mattino cominciasse una trasmissione in diretta. Chi si offre? Il gelo cadde sopra quella riunione. Nessuno parlò. Chi fischiettava, chi guardava, chi tirava fuori la sciarpetta verde, chi agitava il quotidiano La Padania facendo finta di leggere. Nessuno si fece avanti e io quel giorno mi guardai e dissi: Matteo, ci sono io se vuoi. E diede a Sammy Varin le 6 del mattino, quel giorno in cui è cominciata Padania Sveglia, questa storica trasmissione di Radio Padania con Sammy Varin che apriva le linee già alle 6 del mattino e ne dicevamo di tutti i colori. Abbiamo fatto venire varie testate, nel senso che facevamo le testate. Vabbè, ma cosa sto dicendo? Non era una rassegna stampa questa, stavo guardando le agenzie, non ci sono notizie della notte, quindi possiamo tranquillamente far finta di niente, firulì, firulà e tuffarci sui quotidiani. Ah, che fatica però, sta rassegna stampa, sono già sudato adesso. Allora, con che quotidiano vogliamo cominciare? Avete dei dubbi, perplessità? Scrivetemi pure, volete darmi dei consigli? 3406709 Se non arrivano consigli, io parto ciapalali col Corriere della Sera. Perché il Corriere della Sera? Sicuramente l'argomento giustizia in primissimo piano, c'è anche lo stop al ponte tra i titoli in prima pagina, la frenata dopo gli attacchi, il governo e il ponte, daremo alla Corte tutte le risposte. Attenzione, proprio sul ponte, bada ben, oggi il Corriere intervista Alessandro Morelli, che proprio nelle regioni del sud è l'uomo del ponte. Tra poco arriva. Prima però, giustamente, c'è la riforma della giustizia, via libera alla riforma Meloni, un traguardo storico, il partito dei favorevoli, da Bettini a Petruccioli, quei sì inaspettati che agitano il Nazareno, ma c'è anche il partito dei contrari, il no del legale di Silvio fa arrabbiare Forza Italia, Carbone spiazza al centro. Naturalmente poi si cerca di spiegare questa riforma, perché lo ricordiamo, a gran parte degli italiani non è molto chiaro ciò che si cambia. La cosa importante che vi dico per voi che non mangiate pane e politica è che serve cambiare la giustizia, perché molte cose non funzionano, perché molti giudici fanno errori e non vengono puniti. Questo è sicuramente un primo passo per cambiare la giustizia. Chiaro che per la sinistra non andrebbe mai cambiata, perché ce ne siamo accorti, molti di questi giudici hanno delle preferenze di sinistra, delle simpatie verso la sinistra, addirittura ci sono quelli che partecipano alle manifestazioni, che sono immersi proprio in un certo humus di sinistra, non tutti certamente. Le carriere, giudice o PM, le strade sono separate e questa volta senza ripensamenti, quindi non ci sarà più la porta girevole. Il Consiglio, il CSM cambia forma e si sdoppia, i componenti saranno estratti a sorte, anche questa cosa dell'estrazione a sorte non è male, si gioca alla morra, sasso, quelle robe lì, no? E non si potrà più chiamare gli amici degli amici, saranno estratti a sorte. Chiaro che tra quelli papabili, se sono tutti di sinistra, non cambia proprio niente. Le sanzioni, procedimenti disciplinari per le toghe, a decidere sarà una nuova
alta corte, ok? Questo in pillole cosa prevede la legge, ma il quotidiano Il Corriere proprio a pagina 3 fa un bel riassunto spiegando bene. Naturalmente che cosa è successo? Euforia a destra, i no urlati a sinistra, il flash mob dei forzisti sotto la foto di Silvio, quella messa in pagina poi dal giornale comunista, scrivendo il fantasma della giustizia. Il flash mob dei forzisti che pare che non sia stato, insomma, è proprio frequentatissimo, diciamo che avevano qualcos'altro da fare, perché sono andati tutti a festeggiare l'opera del fantasma, questo è il titolo del manifesto che appunto è di una raffinatezza incredibile, facendo vedere il flash mob con circa 20 persone di quelli di Forza Italia dietro il gigantesco poster di Silvio Berlusconi, l'opera del fantasma. Non ditemi che non è un bel titolo, fa cagare. Ok, va bene, no, mi arrivano ogni tanto i messaggini, grazie al 340 6709 659. Giro di nuovo la pagina, sono sempre sul Corriere, chiaramente tra le reazioni, quella della sinistra, Schlein, vogliono le mani libere. Sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani, mani libere, sì, mago libero, mago Varin. L'opposizione lancia la campagna. L'appello di Conte per il referendum, AVS, abbiamo il dovere di mobilitarci. L'intervista. Renzi, se la Premier perde, dovrà andare a casa. Il PD non si appiattisca sulla linea delle toghe. Ragazzi, Renzi è uno che se ne intende sul fatto che se perdo me ne vado, e quindi se la dice lui una roba del genere c'è da credergli. Si gira di nuovo pagina, sono ancora sul Corriere, sì al ponte ma senza scontri. Non facciamo scontri, ma sia al ponte ma senza scontri. Il governo troveremo soluzioni. Palazzo Chigi dopo i contatti con il Colle, niente guerra al mondo, ma non ci fermiamo. L'intervista certamente ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che Radio Libertà ospita ogni mercoledì alle 9 proprio qui nella nostra rassegna stampa. Ci sono già 8.000 candidature per i cantieri, si va comunque avanti. Il sottosegretario cambierà il futuro del paese. Intervista ad Alessandro Morelli di Marco Cremonesi. Si va avanti, avanti, avanti. Alessandro Morelli è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, e cioè il soggetto la cui delibera ha ufficialmente dato il via libera all'iter del ponte sullo Stretto di Messina, bloccata mercoledì sera dalla Corte dei Conti. Leghista di osservanza salviniana strettissima, insiste 3 volte sull'avanti con una convinzione: il ponte è stato voluto anche da un referendum, dai tanti calabresi che in provincia di Reggio Calabria hanno votato per la Lega e per il presidente Occhiuto. Chiede Cremonesi, però ora tutto è congelato per 30 giorni fino alle motivazioni della Corte dei Conti, giusto? Giusto per un verso, dice Morelli, ma sbagliato. Il lavoro per noi continua, non soltanto perché siamo convinti delle nostre buone ragioni, ma perché crediamo di doverlo a tutti i calabresi e siciliani che ci hanno sostenuto e incoraggiato ad andare avanti. Oggi, ma anche prima del provvedimento della Corte, è davvero il risultato in Calabria un referendum per il nostro 13,5% alla Lega e per il quasi 58% in Regione Calabria del presidente Occhiuto e di tutto il centrodestra. Ma al di là dei tempi per le motivazioni, hai idea di quali siano stati i motivi dello stop? Chiede il Corriere ad Alessandro Morelli. Ci sono stati dei rilievi ai quali le amministrazioni coinvolte hanno risposto. Evidentemente la Corte ritiene di dover approfondire la questione con ulteriori rilievi. Ovviamente le amministrazioni sono pronte a rispondere. Resta il fatto che speravate in una partenza rapida dei cantieri. Speravamo e speriamo ancora oggi, dice Morelli, non solo noi. In meno di 3 giorni WeBuild, il gruppo che realizza il ponte, ha ricevuto quasi 8.000 candidature di persone che si propongono per lavorare a questa opera straordinaria. Il tutto in un'area del paese non semplice per il lavoro, senza contare il sostegno delle associazioni. Vedo che Federacciai, Confagricoltura,
Confapi, Trasporto, tante altre realtà produttive sono intervenuti a ribadire la necessità di questa opera, necessita anche geopolitica. Sì, il ponte cambierà il futuro del paese dal punto di vista geopolitico. Il ponte rimette l'Italia al centro del Mediterraneo ed è importantissimo dal punto di vista turistico, ma anche fondamentale dal punto di vista logistico, dei trasporti, perché con gli investimenti che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sta portando avanti in Sicilia e in Calabria si ricuce il paese. Lo dico ad Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, che forse non lo sa. Oltre al ponte, noi investiamo 21 miliardi in Sicilia e 19 in Calabria per migliorare le infrastrutture sia viarie che ferroviarie. Parla della statale ionica, anche, dice Morelli, per la statale ionica la 106 sono in corso investimenti da 3,8 miliardi. La chiamavano la statale della morte, sarà la statale della primavera ionica, ma c'è anche l'elettrificazione della ferrovia ionica, l'alta velocità che arriverà fino a Reggio Calabria, investimenti che renderanno i tempi della mobilità in queste regioni di qualità europea. Splendido intermezzo con il pianista Giuseppe Gioni Barbera, Lavanto Cori, da Palermo, classe 1967, compositore, arrangiatore, pianista e docente e coordinatore musicale al CET di Mogol. E tre, sì, è lì praticamente. Ogni mattina c'è sempre un pianista alle 8, ma ogni mezz'ora sono artisti indipendenti quelli che ci tengono compagnia dal punto di vista musicale, quasi sempre assolutamente sconosciuti a livello nazionale, alcuni che ci proponete voi stessi, scrivendo una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Ci scrivono gli artisti, ma mi scrivono anche gli ascoltatori. Mi avete scritto tanti WhatsApp al 340 6709 659, ma io non ve li leggo perché lo sapete, ogni tanto ci si ingorga la macchinetta. Adesso siamo andati a prendere lo Stura Lavandini, appena si stura vi faccio sapere. Ritorniamo quindi in rassegna stampa con
con il Corriere, dicevamo, l'intervista a Alessandro Morelli che vi ho appena letto, ma girando ancora la pagina c'è la domanda e la risposta. Quali sono i punti critici? Stiamo sempre parlando del ponte. Il progetto va ripresentato o è possibile modificarlo? Attesa per le motivazioni il nodo della normativa UE. Ma capite un attimo sta cosa? Ieri alla fine ve l'ho detto, vi ho detto, ma allora state con la Schlein o state col governo Meloni? Perché ci sono sempre questi giudici, magistrati, capite anche la motivazione per cui facciamo una riforma della giustizia? Cioè, c'è sempre qualcuno che dice no e quel qualcuno inficia, blocca e a volte cancella le novità, le riforme che lo Stato vuole fare. La stessa cosa è avvenuta sull'autonomia, ad esempio, ragazzi, cioè praticamente era lì, la stavano facendo e poi voilà. È arrivata la sentenza per cui adesso bisogna capire, pensare, lì, e tutto si ritarda ed è anche per questo che gli italiani poi perdono la fiducia nei partiti. La fiducia invece nel centrodestra è ancora altissima. È proprio per questo che io dico a tutti voi: date fiducia, ma fatelo capire. Sicuramente con il referendum che ci sarà in primavera proprio sulla riforma della giustizia, ma anche con il vostro voto. So che è pesante quando bisogna andare a votare, alzare il culo e andare a far due passi fino alla gabina elettorale, ma è il caso che lo facciate veramente, se no qui facciamo vincere chi non vuole cambiare assolutamente nulla. E non cambiare niente vuol dire, in poche parole, darla vinta alla sinistra, al PD, che nella burocrazia ci vive. A proposito di burocrazia, un'assolutamente inutile intervista a pagina 9 del Corriere a Paola Briguori, niente di personale, ci mancherebbe, che rappresenta la Corte dei Conti. Nessuna ingerenza, obbligati a controllare l'uso dei soldi pubblici e ci mancherebbe altro. Fin dai tempi dei fascisti, quelli veri, è meglio controllare. La Corte dei Conti l'hanno inventata per quello, ma un'intervista che non dice assolutamente niente, perché non si può parlare, bisogna aspettare le motivazioni 30 giorni. Giro ancora la pagina sul Corriere, giustamente un po' più di leggerezza. È arrivato Emanuele Filiberto, è tornato, perché ogni tanto lo tirano fuori sperando che dica qualcosa, che si voglia candidare. Il personaggio, l'intervista: ho tradito Clotilde. Può succedere, ma avrei dovuto dirle di Adriana. Il Colle impedì che vincessi Sanremo, una cosa a cui non voglio credere, ragazzi. Queste sono le interviste intelligenti. Emanuele Filiberto, abballando il televoto su di me, fu un record mondiale. L'erede Vittoria fa l'attrice. Signori, so che siete interessatissimi oggi sul quotidiano Il Corriere. Torniamo seri sicuramente e andiamo sul Giornale, che è forse quello che festeggia maggiormente, il giornale della famiglia Berlusconi, e insomma il direttore Alessandro Sallusti la si voleva questa riforma della giustizia e infatti scrive: giustizia è fatta, via libera alla riforma attesa da 30 anni, sorteggio e separazione delle carriere, più garanzie per i cittadini. In primavera referendum, PD e Movimento 5 Stelle gridano alla dittatura, Meloni giorno storico, Marina Berlusconi vittoria in nome di mio padre. Rivincita di Nordio dopo gli insulti, asse PM sinistra, una catastrofe. Il ministro guarda alla consultazione. Filippo Facci all'interno a pagina 5. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola La fine di un mondo senza più consenso. La riforma della giustizia è legge, non è la fine del mondo, ma certo è la fine di un mondo, quasi a prescindere dall'esito del referendum confermativo a cui la riforma sarà sottoposta la prossima primavera. È la fine di un mondo, quello della magistratura, che si credeva intoccabile ed era convinta che nessuno avrebbe avuto il coraggio di osare tanto, al punto che uno dei suoi volti più noti, il PM Piercamillo Davigo, prima di finire a sua volta condannato, trovò normale a dire in diretta TV che se uno viene assolto da una nostra inchiesta è solo un colpevole che l'ha fatta franca.
Chi in passato aveva provato a frenare questa decisiva deriva illiberale, da Berlusconi a Prodi fino a Renzi, ci aveva lasciato le penne senza cavare un ragno dal buco. Hanno tentato di sfangarla anche questa volta, sacrificando prima Luca Palamara, capo di quel sistema per oltre un decennio, sull'altare dell'ipocrisia, e poi urlando al colpo di Stato. Hanno fallito perché questa volta non solo hanno trovato sulla loro strada un premier e una squadra non attaccabili, ma soprattutto perché hanno perso il consenso dell'opinione pubblica, disgustata da inchieste farlocche, da teoremi e pure sentenze poi smentite dai fatti, che hanno rovinato vite e deviato il corso della democrazia. A partire dalla mamma di tutte le porcate, che fu lo scoop dell'avviso di garanzia al neo premier Silvio Berlusconi, con il quale anche io mi sporcai le mani nel 94 al Corriere della Sera. Ci fu consegnato sotto banco dalla Procura di Milano nel giorno in cui il Cavaliere presiedeva il suo primo vertice internazionale, proprio per fargli più danno possibile. Da allora in poi fu un crescendo di abusi di potere in nome e per conto di una sinistra incapace di reggere il confronto elettorale con il centrodestra. Giustamente Forza Italia dedica questa riforma alla memoria di Berlusconi, che ne ha gettato le basi, sfidando per primo e pubblicamente i magistrati che si erano fatti casta. Tra pochi mesi toccherà agli italiani confermare nelle urne referendarie questa svolta e aprire una nuova pagina, quella di una giustizia giusta, davvero indipendente e responsabile dei propri errori. Così l'editoriale di Alessandro Sallusti oggi sul quotidiano Il Giornale, che in centro pagina parla naturalmente anche del ponte. Il governo insiste, via nel 2026. Confermato l'avvio dei cantieri. Fuxas, stop incomprensibile. Ma si allenta la tensione con la Corte dei Conti. Adalberto Signore scrive sul Giornale: prima una riunione tecnica al Ministero delle Infrastrutture per fare il punto sullo stop della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto, e subito a seguire un vertice di maggioranza con Giorgia Meloni e Antonio Tajani per ragionare sulle prossime mosse in attesa delle motivazioni dei giudici contabili. Poche ore durante le quali il governo sembra tirare improvvisamente il freno a mano, tanto che se Matteo Salvini entra al MIT di pessimo umore e scuro in volto, quando esce da Palazzo Chigi per parlare a favore di telecamere, i toni sono decisamente più concilianti. Di spalla i richiami in prima pagina sul quotidiano Il Giornale: chiusa l'inchiesta, non fu stupro, archiviato La Russa Junior. L'indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa e l'amico DJ Tommaso Ghilardoni si chiude con l'archiviazione. I due giovani restano indagati per il filone che riguarda revenge porn, ossia la diffusione di immagini. Garlasco, papà Sempio indagato per la corruzione, nuovo colpo di scena Garlasco indagato per corruzione. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è stato lui, dice l'accusa, a corrompere Mario Venditti, capo della procura di Pavia, quando la prima indagine sul figlio veniva rapidamente archiviata. Ancora segnalazioni in prima pagina sul Giornale, nuove accuse, interferenza sulle vite altrui, boccia altri guai. Penetriamo all'interno del quotidiano Il Giornale, naturalmente tanto spazio per il sì alla riforma attesa da 30 anni, Italia più forte, parola ai cittadini. La nuova giustizia di Nordio approvata al Senato e legge costituzionale da confermare con il referendum, 112 sì, Italia Viva si astiene, Meloni un traguardo storico. Opposizione divisa, ma la Schlein vede pericoli autoritari. Calenda dice sì, Renzi scettico, dice al referendum non passerà. Piazza e megafoni, Forza Italia esulta, Marina, la vittoria di mio padre Silvio. Si gira ancora pagina sul quotidiano Il Giornale, a pagina 4 la svolta, basta giudici e PM a braccetto. Le maggiori novità: concorsi separati e stop alle correnti nel CSM grazie al sorteggio. Un paginone tutto da leggere per saperne di più su questa riforma con Luca Fazzo. Ad Arpino, Frosinone, rientra da sindaco Sgarbi. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è tornato ad Arpino, città che diede i natali a Marco Tullio Cicerone e di cui è sindaco. Un ritorno dopo un lungo ricovero per una forma di depressione. Qui ho tantissimi amici. Ben ritornato
a Vittorio Sgarbi. Ancora la giustizia, pagina 5, nel segno dell'armonia, la rivincita di Nordio dopo insulti e bassezze. Ma soprattutto a pagina 6, cosa hanno combinato i giudici in passato? Stefano Zurlo ci ricorda il vero e proprio scandalo delle toghe impunite. Una sanzione, solo una, su 6.000 casi. Sì, in 7 anni la Corte dei Conti, sempre quella, ha condannato solo un magistrato per arresto ingiusto, 10.000 euro. Ebbene sì, 5.933 ingiuste detenzioni risarcite dallo Stato solo nel periodo 2017-2024, ma le condanne dei magistrati che hanno sbagliato si contano sulle dita di una mano. Anzi, non c'è nemmeno bisogno di metterle in fila perché ce n'è una sola, quindi si contano su un dito. Una sola condanna per circa 10.000 euro e spiccioli. Così il quotidiano, il giornale a pagina 6, ma c'è un bell'articolone tutto da leggere. Bello vedere gli insulti reciproci tra Orban e Salis, il botta e risposta, il nuovo affondo del governo ungherese contro l'europarlamentare di AVS Ilaria Salis, il tuo continuo blaterare e lamentarti dello Stato di diritto quando dovresti marcire in una cella per aver aggredito a mano armata civili innocenti è la prova del tuo senso morale distorto e marcio. Questo è l'attacco lanciato dal portavoce dell'esecutivo ungherese Kovacs. Tu che rivendichi una qualche superiorità morale sei lo scherzo del secolo. Secca la risposta della deputata Ilaria Salis, che su X dà del tu al premier ungherese definendolo Ducetto Magiaro. Orban, più parli, più riveli la tua indole fascista. Questo il botta e risposta di questi due che si vogliono molto molto bene. Pagina 12 del quotidiano Il Giornale, ricchissimo, avete sentito questa mattina, ma come giusto che sia, insomma, si festeggia anche questa riforma della giustizia, ma c'è un sondaggio interessante che vi voglio proporre, l'Italia che non vota, a cura di Antonio Noto, che si dice, si parla di voi astenuti ma interessati. Il fatto che siate astenuti ma stiate ascoltando questa Radio Libertà vuol dire che comunque c'è ancora speranza, che non è scritto con la S maiuscola. C'è speranza, siete astenuti, magari da decenni non votate più, ma interessati, e quindi noi che facciamo questo mestiere e parliamo molto di politica dobbiamo farvi venire voglia di tornare a votare, facendovi arrabbiare, mettendovi il dubbio, è il mestiere anche del giornalista, dicendovi cose magari che altri non dicono. Perché? Perché hanno i famosi poteri forti che li governano. Qui di poteri forti, ragazzi, non ce ne sono. Siamo tutti con le mutande stracciate, che schifo. E cosa ci vuoi fare? È così? Come militare, sai che si giravano un tempo? Cerchiamo di farvi venire voglia di rialzare la testa, di scendere in piazza, manifestare, ma soprattutto di tornare a votare, raccontando che bisogna avere fiducia in chi? In che cosa? Attenzione, astenuti ma interessati, titola il sondaggio a pagina 12 del quotidiano Il Giornale, quasi il 50% aspetta nuovi leader credibili. Capito? È quello che vi dice Sammy Varin sempre. Ci vuole una persona che incarni la fiducia. Purtroppo il nostro paese è fatto così, cioè quella persona che incarna fiducia, sì, vai, vota, alza le mani, abbassa le mani, alza le mani, abbassa le mani, va su in paradiso, e poi si affloscia come un palloncino vuoto e cade. Questo purtroppo è il delirio del paese Italia, ma è chiaro che ci vogliono anche i leader credibili. E dove sono i leader credibili? Pochissimi direi. Nella sinistra, perdonatemi, stanno ritirando fuori Romano Prodi e quell'altro è Gentiloni. Chi preferite tra Romano Prodi e Gentiloni? Ragazzi, lo so, mi state per spegnere. Non fatelo! Nel centrodestra, quali leader possibili ci sono? C'è la Meloni, sicuramente, che continua a avere un buon successo,
ma c'è anche il generale Vannacci, vi ho messo un'altra pedina, c'è Luca Zaia, un'altra ancora, in Forza Italia fai i versi, Sammy Varin, stai facendo no, e c'è un problema di antenna, probabilmente spostate un po' l'antenna, entrano altre radio. Allora, fra chi non va alle urne, 6 su 10 sono donne. E qui dobbiamo lavorare su di voi, donne all'ascolto. Perché non votate? La sfiducia per la classe politica è il fattore determinante e colpisce soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni, 41%. Meloni la più apprezzata tra chi decide di non esprimere il suo voto. Ragazzi, è sicuramente un articolo interessante. L'80% segue in qualche misura la politica, ma non partecipa, ok? Vi leggo 5 righe per darvi un'idea. Dopo la scarsa partecipazione alle recenti elezioni regionali delle Marche, Calabria e Toscana, e considerando che da 10 anni il trend dell'affluenza continua a essere negativo, ci si interroga come riportare i cittadini alle urne, anche in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, ricordando che tra poche settimane, ad esempio, si vota in Veneto, si vota in Campania. Gli astenuti rappresentano oggi una nuova maggioranza silenziosa, politicamente viva ma istituzionalmente spenta. Un italiano su 2 è iscritto al partito dell'astensione. Così emerge dallo studio condotto dall'Istituto Noto Sondaggi per il Giornale, che fotografa un'Italia divisa quasi a metà tra chi continua a esercitare il diritto di voto, 48%, e chi invece lo ha abbandonato del tutto o in parte, 52%. Attenzione, gli astenuti però non sono tutti uguali e, come vi dicevo, quasi il 50% degli astenuti aspetta nuovi leader credibili. Quindi la speranza c'è, signori. Pagina 12 del quotidiano Il Giornale, tutto per voi. Compra il giornale. Compralo anche perché, signori, a pagina 13 c'è questa notizia che fa ridere di brutto, ma fa anche piangere e incazzare. Il Duomo di Milano, signori, il Duomo di Milano stende il bucato sul sagrato del Duomo. Egiziano multato e subito scontro politico. Guarda qui la foto. Un senza tetto egiziano ha fatto il bucato esteso ad asciugare i suoi indumenti proprio davanti al portone del Duomo di Milano. Per lui una multa che chiaramente pagherà, certo. La foto virale sui social, Fratelli d'Italia, città capitale del degrado. Milano, Sacro Duomo di Milano, proprio davanti al portone centrale della cattedrale. Un uomo in ciabatte, si saprà poi è un senza tetto egiziano, ha steso i propri vestiti ad asciugare alle transenne che si trovano lì quando l'ingresso è chiuso. Erano così comode, sono le transenne, e appendiamoli le cose, no? Gli è accanto un agente di polizia locale che chiede di togliere i panni. L'immagine ha fatto il giro dei social ed è subito esplosa la polemica politica su incuria e degrado. Signori, che ne pensate? 34067096659 Milano. Oggi è venerdì, avremo la Chiara Soldani, quella che ci fa bloccare sui social, che riassumerà le notizie della settimana alle 11:10. Milano è diventata ormai la capitale della cronaca maranza, ma è soprattutto la capitale della paura, dobbiamo dirlo, la capitale della paura. Queste sono cose che fanno ridere, ma è la famosa mancanza di rispetto. Cosa dice Silvia Sardone, vice segretario della Lega? Parla di sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. E aggiunge, questo chiaramente è senza tetto egiziano, indovinate un po' quanto gliene possa fregare della nostra Chiesa.
Le immagini danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Risponde subito l'assessore comunale al welfare Lamberto Bertolè. Uè, si tratta di una polemica totalmente fuori luogo, dice Bertolè. Oltre a essere montata sul nulla, hai capito? È montata sul nulla. E il senza tetto egiziano doveva pur stendere, che cavolo. Ma gli regaliamo uno stendino a questi senza tetto, ragazzi, anche perché il tetto, l'abbiamo capito, molti di loro non lo vogliono perché vengono derubati, tra di loro ci si ruba, e allora regaliamogli lo stendino. Oh signore, ci vuole così tanto. Cosa dice ancora Bertolè? Totalmente fuori luogo accanirsi contro una persona con un'evidente vulnerabilità non è degno di una politica che dovrebbe occuparsi prima di tutto di chi non ce la fa. Bene ha fatto la polizia locale a intervenire con tatto e attenzione per garantire il rispetto di un luogo pubblico così importante e simbolico, ma anche e soprattutto per aiutare il signore, scritto minuscolo però, quindi voleva aiutare l'egiziano, non il signore della fede. Infine, Milano vuole rimanere una città aperta al turismo internazionale, iniziative di sviluppo, ma anche e soprattutto a tutti coloro che ci vivono pur facendo fatica, subendo politiche nazionali a partire da quelle migratorie che creano marginalità invece che ridurla. Pane per i vostri denti, signori. E Bertolè, potete commentare 340 6709 659. È sul quotidiano Il Giornale, che penso lo possiamo ergere al giornale del giorno da comprare. Certamente io prima della pausa delle 8:30 faccio in tempo a leggere anche il titolo del quotidiano Repubblica, che è comunque bello potente, mai come quello del Manifesto. Ve lo faccio di nuovo vedere per voi che mi guardate in radiovisione. L'opera del fantasma, titola oggi il Manifesto, con la festa del flash mob di Forza Italia di ieri, poche decine di persone, il gigantesco poster di Silvio Berlusconi e chiaramente, pensando alla riforma della giustizia, ecco l'opera del fantasma, non il fantasma dell'opera, ma l'opera del pura poesia. La giustizia della destra è proprio chiaramente quotidiano Repubblica, non potevate aspettarvi di più. Entrando all'interno però, come vedete, evito accuratamente l'argomento giustizia e un altro argomento da mettere oggi invece sul tavolo sono i test nucleari. Trump risponde a Putin: riavviamo i test nucleari. Vance dice sono necessari. L'annuncio ha suscitato dubbi su un possibile errore del presidente, ma poi il suo vice ha confermato: servono a verificare i nostri arsenali. È tornato lo spettro della guerra fredda, l'atomica fa gola a tanti, da pagina 12 a pagina 13 del quotidiano Repubblica. L'ultimo esperimento condotto dagli Stati Uniti fu nel settembre del 1992 e lasciò un cratere colossale nel deserto. Gianluca Di Feo ci racconta questo scenario, è lo spettro della guerra fredda con l'atomica che fa gola a tanti. Paginone a pagina 13 del quotidiano Repubblica. Altra notizia curiosa, certamente, che ci mette anche un po' di apprensione, visto che capita spesso di andare in un bed and breakfast, costano un po' meno degli alberghi. Bene, attenzione alle webcam nascoste. A pagina 28 di Repubblica un paginone con le webcam nei bagni e il padrone di casa spiava le studentesse. Siamo all'Aquila, denunciato un imprenditore: scusate, sono un voyeur. Il blitz dopo una segnalazione, trovate decine di telecamere, racconta Alessandra Ziniti. La prima l'ha trovata lunedì una studentessa del polo universitario scientifico pulendo lo specchio del bagno. Un improvviso scintillio da uno strano buchetto nel vetro. In quell'appartamento viveva da 3 anni e non se n'era mai accorta. La mini webcam l'ha tirata fuori il suo ragazzo, un piccolo occhio collegato a un trasmettitore. Impauriti
l'hanno portata in questura, abbiamo trovato questa in bagno, qualcuno ci spia, abbiamo paura che le nostre immagini intime siano finite chissà dove. È chiaro che adesso non c'è solo la paura del guardone, del voyeur, ma abbiamo visto la moda del momento e poi trasferire queste immagini su internet. Che schifo, signori. Bari, video porno e sesso con minori, assolta la prof. Ora farò l'avvocato. Siamo sempre in tema. Daniela Casulli fu arrestata nel 2021. In primo grado era stata condannata a 7 anni di reclusione. È la fine della sofferenza. Qualcuno vuole riformare la giustizia, qualcuno non vuole. Pagina 29, ancora su Repubblica. Dalla puntura alla pillola, per voi ciccioni che mi sentite, parlo anche di me stesso, svolta sui farmaci dimagranti. Ma il costo resta proibitivo, quindi se siete ciccioni ma anche ricconi potrete dimagrire, altrimenti restate ciccioni. Pagina 29 di Repubblica. La danese Novo Nordisk e l'americana Eli Lilly verranno presto autorizzate a vendere i loro prodotti sotto forma di pasticche per dimagrire. Le pasticche saranno resistenti ai succhi gastrici e per questo potranno essere ingerite senza che l'effetto venga vanificato. Ok? Ciccioni, oggi Repubblica è tutta vostra, anche naturalmente per Halloween, festa dei morti, santi, e che casino in questi giorni. Da cosa ti travesti, Simone, questa notte? Paura, paura del semivarin. Sì, io la maschera sicuramente non la metto, non ce n'è bisogno, basta mettermi una bellissima lampadina in bocca. Via al derby tra Halloween e ogni santi, titola nella pagina cultura, signori, pagina 41 di Repubblica, le zucche, i dolcetti, gli scherzetti contro la festività religiosa cristiana legata al culto dei morti. Contro nel senso c'è questo e c'è quell'altro, due versioni apparentemente diverse di una sola antica tradizione. Marino Niola approfondisce l'argomento Halloween. Questo incontro nelle tenebre era l'occasione per un dialogo con i cari estinti ai quali fare domande. Chiaramente non mancheremo di mettere in queste ore un bel lumino fuori casa, sperando che i miei gatti non prendano fuoco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il transito dell'ennesima perturbazione atlantica di questo burrascoso autunno comporta ancora diversi disturbi sul nostro paese. In mattinata infatti vedremo piogge frequenti, seppur via via più irregolari, al nord-ovest, specie in Liguria, sulle regioni tirreniche, sul Friuli Venezia Giulia e all'estremo sud. Altrove i cieli risulteranno comunque molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio proseguiranno le piogge di stampo autunnale sostanzialmente sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408.
Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Con un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverte mai. Un bersaglio al centro, un caso, ma un bambino non lo sa. E ritenta un'altra volta, resta male se non lo fa. Se ti arrendi al primo colpo, come puoi sapere mai? Se vicino a me c'è gente oppure no, perché un bersaglio al centro non avverte. Hai bisogno del tuo tempo, come se il tempo fosse un re che decide chi premiare a discapito di te. Come me non ha bisogno di capire se sarà, se quel fuoco in fondo al cuore amore è, perché un bersaglio al centro non avvisa mai. La pistola d'acqua, amore, tu puoi sparartela per te. Sì, ti credo che è un momento, ma mi raffreddo di qua e di là. C'è bisogno di giocare ed essere seri anche un po'. Puoi sentirti esperto come un cowboy, ma quel bersaglio al centro non lo centri mai. Puoi calcolare un desiderio prima che stella cadente cadrà vittima di te. Come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro
non avverte mai. Ma che spettacolo intorno al centro, che vita c'è, ma ogni bambino questa non la vede mai. Come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverte mai. Mai, 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 mai. Come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverte mai. Ma dai, sì, è una versione molto scanzonata, questa era molto più seria quella originale, la canzone è comunque diventata storica nei decenni. Un bersaglio al centro, lo storico duetto è tra Aida Satta-Flores e Augusto Daolio. Qui c'è anche un'intera compagnia di belle persone, è diventata una versione inedita di questo duetto con lo storico cantante dei Nomadi, che è apparsa proprio in queste settimane. Un bersaglio al centro, la trovate facilmente sugli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. Il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin certamente risuona nell'etere italiano dalla fine degli anni 70. Che storie, ragazzi! Abbiamo fatto insieme la radio privata e adesso ci divertiamo a trasmettere le notizie che non ci sono sulle altre canali, sulle altre testate. Cosa significa? Che faccio una specie di rassegna stampa con il vostro aiuto, che mi scrivete messaggi al 340 6709 659, che mi telefonate in diretta come si faceva un tempo alle vecchie radio private chiamando 029294 7222. Dopo le 9 apriamo le linee, o che ci venite a trovare. Certo, siamo l'ultima radio ancora aperta dalle 7 del mattino alle 9 di sera, via Bellerio 41 Milano, metropolitana a Foricentro. Portate un salame. A proposito di messaggi, mi scuso con tutti voi, ma stiamo sturando il nostro giocattolino dei messaggi. Al momento non si è ancora liberato e quindi sempre nel senso buono. Vabbè, ma se non posso trasmettere la canzoncina perché appunto stiamo sturando. E quindi, in attesa di avere i vostri messaggi WhatsApp arrivati al 340 6709 659, facciamo il pieno, poi vi li leggo tutti quanti. Restiamo in clima canzone bersaglio al centro, che sembrava una cosa particolare, tutti in coro a far casino eccetera, e infatti il quotidiano Il Tempo titola Avanti popolo! Per il sì definitivo alla riforma della giustizia mette in primissima pagina Matteo Salvini e ai lati, sulla destra, la Meloni e Tajani sulla sinistra. Avanti popolo! Ora la parola agli italiani col referendum. Dopo il sì definitivo in Senato alla riforma della giustizia, Meloni traguardo storico, il ministro Nordio cittadini chiamati al voto tra marzo e aprile, la maggioranza via la raccolta firme, la sinistra delira, Schlein, Meloni vuole pieni poteri. Già letta comunque la prima pagina, mi tuffo all'interno perché è ricchissimo anche il quotidiano Il Tempo quest'oggi. Se dovessi scegliere quale giornale comprare al momento, in primissimo piano c'è il quotidiano Il Giornale, forse il più ricco, ma anche Il Tempo. Sentite qua: dopo lo stop della Corte dei Conti, Ponte, il governo tira dritto, avanti tutta, l'opera si farà, risponderemo ai rilievi. Abbiamo visto sul Corriere della Sera l'intervista all'uomo del Ponte, così è soprannominato in Calabria, Alessandro Morelli. Meloni incontra Salvini, si punta a far prevalere l'interesse superiore. Il ministro: replicheremo punto su punto, nessuno scontro tra poteri. Più in basso, quella riforma della Corte dove nasce la bocciatura. Attenzione, è retroscena di Roberto Arditti. La strana coincidenza della decisione sul ponte e il DDL al Senato sui poteri
dei magistrali contabili. Questo non lo sapevamo. Rispetto delle istituzioni e libertà di opinione, consapevolezza del fatto che la dialettica tra poteri dello Stato può assumere toni vivaci e realismo. In democrazia gli spazi di influenza si conquistano, si difendono, mutano e allora cominciamo dai fatti perché vanno visti in sequenza. Ragazzi, se avete qualche dubbiettino sulla Corte dei Conti, Roberto Arditti vi spiega questo retroscena dove nasce la bocciatura del ponte dalla parte della Corte dei Conti. Pagina 7, si parla sempre di ponte, l'intervista a Piero Ciucci, che è l'AD della società Stretto di Messina. Rispettate tutte le norme. Costi e traffico, stime corrette. Il cantiere al via a febbraio. La D della società Stretto di Messina è sicuro del proprio operato. Sulla Corte dei Conti non voglio vedere motivi di carattere politico. Non li vuole vedere, ma ci sono? Punto di domanda secondo voi? E voi conquistate con la Schlein che dice vogliono le mani libere, sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani, oppure con la Meloni che dice ragazzi bisogna farle le riforme, l'Italia deve andare avanti, basta con i no, e lo dice soprattutto Salvini. Israele scende in piazza contro l'antisemitismo, basta odio e bugie, così la democrazia muore, siamo a pagina 8 del Tempo, ma attenzione, più in basso c'è l'intervista a Luigi Marattin. Qui nel mondo arabo c'è chi condanna l'estremismo palestinese più che in Italia. Il leader del Partito Liberal Democratico è in missione tra Israele e Emirati con parlamentari di diversi paesi europei. È in Medio Oriente con questa delegazione di parlamentari di diverse nazioni europee. Lo so che pensate a Di Maio, lo so, non c'entra niente. È passato da Israele e gli Emirati Arabi, un buon punto di osservazione sul futuro di quell'area. In questi giorni mi sono accorto che in tanti sono convinti di essere un punto cruciale di questa pluridecennale vicenda e mai come ora servono gli uomini, le donne di buona volontà. E non è tutto. In parte del mondo arabo ci sono posizioni di condanna verso l'estremismo palestinese molto più nette di quelle che abbiamo visto ultimamente in Europa e in Italia. A parlare così il deputato Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico, in questi mesi voce amica di Israele. Ne parla oggi il quotidiano Il Tempo. A proposito di gente strana nel nostro paese, in Italia, a pagina 9, prove tecniche di partito islamico tra Nun, USB, Potere al Popolo, che è il nome della mia trasmissione delle 11. Ci ho visto bene. A Piacenza l'assemblea con lo slogan blocchiamo tutto. Ma va? L'ho già sentito. C'era anche il portuale José Nivoi, membro di Flotilla, quello che dice tante parolacce. Giulia Sorrentino, prove tecniche per la nascita di un partito islamico. Ragazzi, lo stiamo dicendo da anni. E sta arrivando davvero. Sembrerebbe, visto che si è tenuta alle 21 una vera e propria assemblea che ha riunito l'Associazione dei Palestinesi d'Italia, presieduta da Mohamed Hannoun, il Giordano al centro dell'inchiesta del Tempo, Potere al Popolo, USB, Unione Sindacale di Base, si sono ritrovati a Piacenza presso l'Hotel Euro. Abbiamo contattato la direzione per capire se fosse a conoscenza della natura dell'evento, dal momento che è stato organizzato da Hannoun, al quale negli scorsi giorni la questura ha consegnato un foglio di via dalla città di Milano per la durata di un anno per aver evocato la cosiddetta legge del taglione, secondo cui chi uccide va ucciso, ed è ritenuto dal Dipartimento del Tesoro USA una propaggine di Hamas in Italia, che con le sue finte associazioni caritatevoli avrebbe finanziato l'ala militare di Hamas. Signori, se volete entrare in argomento, perché cominciate ad avere timore che nasca davvero un partito islamico in Italia, pagina 9 del quotidiano Il Tempo. Giro di nuovo la pagina, signori, e
giustamente si parla di Halloween, il tempo di Roma, dai Celti ai Romani, pazzi per Halloween, giro d'affari da 40 milioni, spesa di almeno 50 euro a famiglia per i dolcetti. Ecco gli appuntamenti più mostruosi per ogni età. La verità, certamente, non festeggiamo Halloween, festeggiamo le zucche, e vi ricordo la festa della zucca che c'è nella Bergamasca, più tardi ne parliamo, ma per i ragazzini e per i giovinetti, come si dice, c'è poco da fare, loro festeggiano Halloween. È vergognoso, ma è così, ci siamo fatti travolgere da questa festa, dai Celti ai Romani, tra dolcetti e scherzetti, sempre più persone stregate dalla festa importata dagli Stati Uniti, tutti pazzi per Halloween, giro d'affari da 40 milioni per una notte di follia, spesa di almeno 50 euro a famiglia per caramelle e pasticcini, la scheda indietro nel tempo fino all'antica Samhain, Halloween o El Hallow Eve, vigilia di Ognissanti, una festa popolare di origine celtica che deriva dall'antica Samhain, è stata celebrata per la prima volta nell'Alto Medioevo, quando i Romani conquistarono le terre celtiche e eliminarono tutte le feste pagane considerate opera del diavolo. Venne poi istituita la festa di tutti i santi il 1 novembre e per i popoli che continuavano a celebrare l'antica Samhain la ricorrenza venne spostata al 31 di ottobre. Ma chiaramente non solo dolcetto e scherzetto, ma anche i locali spaventano le serate nei locali, sì, attenzione, ma soprattutto in quelli abusivi. Cresce il fenomeno dell'intrattenimento illegale, bisogna intensificare i controlli. Ancora, laboratori, show, DJ set, ecco gli appuntamenti mostruosi. Qui siamo a Roma, sul quotidiano Il Tempo, ma certamente ce n'è ovunque. Weekend denso di proposte diurne e notturne per tutti i gusti ed è boom di turisti. A Roma previsti 280.000 arrivi. Il trend in crescita è una bella notizia per la capitale. Oggi sul quotidiano Il Tempo. Chiaramente, signori, se non sapete cosa fare in questi giorni e siete un po' allergici a queste feste imposte dall'America, ascoltatevi È tutto magna magna, lo sapete, ogni mercoledì alle 12, in replica la domenica alle 12:30. Riassumiamo gli appuntamenti da non scordare con le vere feste, le sagre, le feste di paese, quelle poco frequentate, quelle non conosciute a livello nazionale, quelle più belle perché sono le più calde, le più vere. Ore 12 il mercoledì, ore 12:30 la domenica. È tutto magna magna, parole sante, santissime, santo magna magna. Dove vado? Vado sul quotidiano La Stampa, ragazzi, perché oggi ha... come si può dire, il bastone nel titolo, il quotidiano La Stampa. Cosa titola oggi La Stampa a proposito del ponte? Zaia gela Salvini, rivoluzione e giustizia. Quindi ponte, Zaia gela Salvini, rivoluzione e giustizia, con la frase del governatore del Veneto, ragazzi, che ha detto una cosa che pensiamo tutti quanti che sia normale, ma la normalità per il quotidiano La Stampa deve essere una bacchettata alla Lega, e va bene, si divertono così. Il governatore del Veneto, la Corte dei Conti fa il suo mestiere, la Premier abbassare i toni. Ponte, Zaia gela Salvini, rivoluzione e giustizia. Riforma, ora referendum, Meloni, storico, Schlein vogliono pieni poteri. Sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani. E certamente nei prossimi minuti vi leggerò ancora una volta questa terribile frase di Luca Zaia, il governatore del Veneto, che ha gelato Salvini, che sì, la frase è: la Corte dei Conti fa il suo mestiere. Attenzione, chiaramente tira in ballo tutta la Lega, la vecchia Lega, la nuova Lega, sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani. Santa polenta, che pazienza, restate lì, ci colleghiamo con il Qui Parlamento, abbiamo Vanessa Catoi. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi, è per me un onore essere qua questa sera a presentare quello che è il lavoro
che nasce da una stretta collaborazione tra tutti i colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti, che qua per suo tramite, Presidente, voglio veramente ringraziare, perché grazie all'intento di tutti i gruppi partitici siamo riusciti a portare a termine quello che sembrava qualcosa di difficoltoso, ovvero portare in aula in questo mese, il mese della prevenzione, un mese importante per il quale è giusto che il Parlamento dia un messaggio di unità di intenti, ma che soprattutto tenga sempre alta l'attenzione su un tema così importante come quello della prevenzione. E perché parliamo soprattutto di percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici? Perché riteniamo che sia sempre più importante e fondamentale occuparsi dell'alimentazione, che impatta soprattutto non solo sulla prevenzione ma anche sull'efficacia della cura e del recupero dei malati oncologici. Ecco quindi che attraverso questa mozione noi tutti i parlamentari che l'abbiamo sottoscritta convintamente diamo voce ai pazienti. E perché dico questo? Perché questa mozione nasce dalla richiesta che sono state avanzate dalle oltre 50 associazioni di pazienti che fanno parte dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro e che ci vedono tutti insieme in collaborazione con loro, col board scientifico che fa parte del progetto La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere, e con l'impegno di tutti noi colleghi parlamentari che crediamo come sia importante attenzionare e portare una luce sul tema dell'alimentazione. E perché dico questo e perché nasce questa mozione? Innanzitutto perché sono gli stessi dati dell'OMS che ci dicono come il 30-40% dei tumori si può prevenire attraverso scelte alimentari corrette, attraverso scelte consapevoli, attraverso degli stili di vita adeguati, ed ecco quindi che la prevenzione è sempre più importante, non solo sotto l'aspetto preventivo ma anche sotto l'aspetto della cura, del recupero e della diagnosi. Infatti noi abbiamo circa 35.000 decessi oncologici in Italia che sono attribuibili alla malnutrizione che può essere sia una causa che una conseguenza, una causa scatenata dalla patologia oncologica, una conseguenza data dalle terapie e dalle cure alle quali vengono sottoposti i malati oncologici. Ecco quindi che in Italia la malnutrizione è un fattore che di fatto raddoppia il rischio di mortalità e peggiora la qualità della vita. Ecco quindi perché abbiamo ritenuto importante e fondamentale impegnare il governo soprattutto su 5 punti specifici che qua voglio riportare. Innanzitutto il primo, che è quello di prevedere dei specifici protocolli che prevedano una corretta valutazione, che prevedano soprattutto una valutazione dell'alimentazione ma soprattutto un percorso parallelo, quindi accanto del percorso oncologico andiamo ad affiancare anche quello che è il percorso nutrizionale. Il secondo punto sul quale ci vediamo uniti per impegnare il governo è il modello interdisciplinare, perché parliamo sempre di interdisciplinarità e soprattutto di collaborazione tra tutti gli specialisti. Pensiamo ad esempio alle breast unit, come abbiamo la possibilità di trovare attorno al paziente diverse figure, diversi specialisti che di fatto in modo diverso però si prendono cura sotto vari aspetti delle esigenze, delle necessità del malato oncologico. Ecco, quindi noi crediamo che all'interno dei PDTA si possa affiancare quindi la figura dello specialista nutrizionista, proprio al pari degli altri specialisti che di fatto affiancano il percorso oncologico multidisciplinare che solitamente accompagna il malato oncologico. E il terzo punto, un altro punto molto importante, che è quello di avviare una corretta campagna di sensibilizzazione sull'importanza e sugli effetti della corretta alimentazione, soprattutto sui malati oncologici. Riteniamo sempre più importante che il governo si faccia portavoce di questo, ma che soprattutto inviti a cascata ad intervenire anche le amministrazioni locali, che riteniamo siano una leva veramente importante e fondamentale, assieme a quello che è l'esercito buono dei volontari del terzo settore, che qui voglio veramente ringraziare di cuore, perché tante volte, soprattutto non solo sotto l'aspetto informativo ma anche sotto l'aspetto assistenziale, riescono comunque a prendersi cura dei malati molto di più e molto meglio rispetto a quello che riusciamo ad offrire attraverso il sistema sanitario nazionale. Ma siamo convinti che anche questo debba essere migliorato, e credo che anche lo sforzo del governo e soprattutto del Ministro
ministro Schillaci in particolar modo, ma di tutto il suo ministero, che ha sempre rivolto una grande attenzione nei confronti soprattutto i temi delle patologie oncologiche, ritengo che soprattutto in questo punto si possa veramente fare molto di più, anche perché all'interno della manovra di bilancio stessa è stato dedicato un fondo ad hoc proprio sul tema della prevenzione. E poi il quarto punto, un altro punto importante che vede soprattutto attenzionata quella che è l'esigenza vera di chi vive quotidianamente i servizi sanitari nazionali. I pazienti che ci dicono quando si recano presso le strutture sanitarie, è vero, hanno un nutrizionista che magari lo segue privatamente oppure attraverso la disponibilità che viene data grazie ai servizi delle associazioni del terzo settore, ma di fatto poi quando si recano in reparto e sono soggetti a delle cure e a delle terapie oncologiche non ritrovano questa attenzione nella corretta alimentazione all'interno delle mense delle nostre strutture sanitarie. Ecco quindi che noi chiediamo all'interno della mozione anche un punto specifico ad hoc proprio per questo aspetto che è ritenuto veramente fondamentale e importante per i malati e soprattutto per i fruitori del servizio sanitario nazionale. E poi da ultimo, ma non per importanza, il quinto punto, che è quello che vuole adottare iniziative anche di carattere normativo, ovviamente compatibilmente con i vincoli di bilancio, per cercare di rendere gratuiti la prescrizione dello specialista a regime del Servizio Sanitario Nazionale, gli alimenti medicinali e fini speciali. Ecco, questo è un altro tema molto importante che si affianca anche alla corretta alimentazione. Noi siamo consapevoli della valenza e della portata di quest'ultimo impegno. Siamo anche disposti anche eventualmente a rivedere attraverso una riformulazione del punto puntuale, perché siamo consapevoli anche dell'impegno economico, però riteniamo che una risposta vada data anche sotto questo aspetto, perché è un aspetto sempre più importante e sempre più impattante. E quindi io vorrei concludere lasciando spazio anche agli altri miei colleghi e ringraziando ancora una volta la disponibilità che ho ritrovato di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti che all'unanimità siamo riusciti a dare questo bel messaggio di unità di intenti. Non è la prima volta che lo facciamo attraverso l'intergruppo, ma questo è possibile solo se c'è la disponibilità di tutti, perché si può essere portavoci di un'istanza, ma poi si deve avere un'unità di intenti. Io credo che all'interno di questa legislatura non è il primo momento di unità di intenti che diamo su un tema così importante come quello oncologico, e quindi ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi, ma vorrei soprattutto a nome anche loro ringraziare e ricordare ancora l'impegno di queste associazioni di pazienti che ci permettono di inserirci a livello legislativo sempre al meglio, cercando di prestare sempre maggiore attenzione a quelle che sono le richieste e le necessità di chi quotidianamente fruisce i nostri servizi o i nostri disservizi in termini di sistema sanitario nazionale, convinti che una leale e una corretta soprattutto condivisione di intenti permetta di implementare al meglio soprattutto i servizi che sono rivolti proprio a loro, che sono i diretti interessati. Ecco quindi che concludo ringraziando la disponibilità del Ministro, che non è la prima volta che accoglie le nostre richieste, che sono poi le richieste delle associazioni dei pazienti, e che soprattutto dedica una particolare attenzione al mondo dell'oncologia. Io ritengo che su tante battaglie ci si possa dividere, ma nel mese della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno penso che questo messaggio di unità di intenti sia ancora più efficace e particolarmente importante, soprattutto perché riusciamo a offrirlo ai pazienti e ai diretti interessati in un mese in cui il faro e l'attenzione sulla prevenzione è veramente un faro di luce e di speranza per tutti coloro che quotidianamente lottano per la vita. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E come stare bene non lo so. Se quando ci riprovo poi fallisco, se quando mi rialzo poi ricasco. E come stai tu lassù non lo so. Se ogni volta che ti ripenso mi manca il respiro.
E voglio che tu sappia questo, che mi hai lasciato tanto tra quel nome e tutto il resto. Spero da qua giù che io ti renda sempre fiero, come quando giocavamo a carte senza alcun pensiero. Spero di poterti risognare quasi ogni notte, così che possa rivederti per ancora tante volte, così che possa risentire un'altra volta la tua voce, così che possa riabbracciarti almeno per una notte. E so che siamo distanti, ma magari no, però ti sento vicino anche quando cammino, però non ti vedo. E so che non puoi parlarmi, ma spero tu possa sentire quello che ho da dire per parlare di te, di te, di te. E come non pensarci non lo so. Mi hai detto io in te ci credo e mi hai lanciato a credere in me stesso. E come superarti questo no? Non me lo chiedo nemmeno, ti voglio sempre dietro. E come passa veloce il tempo, e come inaspettato tutto comunque. È veramente strano. Sì. Però la vita continua, va avanti. Noi andiamo avanti, però mi mancherai. E non posso dire altro se non che fai buon viaggio. Sicuramente il giorno giusto per pensare a chi non c'è più. Parla proprio di questo, parla del nonno, questa canzone che purtroppo se n'è andato, il nonno di Cepa, così si chiama in arte questo cantante. La canzone 30 novembre parla di questo nonno che purtroppo è morto e l'imprinting che i magici nonni ci danno nella loro vita a noi nipotini è un imprinting infallibile, ricordi bellissimi ma soprattutto un modus vivendi che nessun altro genitore è in grado purtroppo oggi, me compreso, di insegnare ai propri figli. Ecco gli stati d'animo di un giovane ragazzo che perde un punto di riferimento importante, il nonno. Li ritrovate in questa canzone 30 novembre di Cepa e certamente, essendo oggi il 31 di ottobre e avvicinandosi il momento dei morti, dei santi, delle zucche di Halloween, siamo in argomento. Buongiorno da Sammy Varin. Sì, oggi siamo in lutto perché non vanno i messaggi, perdonateci. Coloro che ci hanno scritto al 340 6709 659, restate lì che prima o poi li leggiamo, ma per il momento siamo bloccati. 10 minuti e comunque apriremo le linee telefoniche, quelle funzionano allo 0292947222, quindi tra poco sentiamo le vostre voci a commento della rassegna stampa. Intanto però, a proposito, la Stampa ha questo titolo che bacchetta come al solito noi della Lega: Ponte, Zaia gela Salvini. Perché cosa ha detto Zaia? Attenzione alla frase potentissima, secondo il quotidiano La Stampa: la Corte dei Conti fa il suo lavoro. E allora Francesco Moscatelli prende al balzo la cosa ed eccoli i leghisti del nord e l'insofferenza per Salvini. Il governatore rilancia la proposta di un doppio carroccio settentrionale e nazionale, i militanti stufi del ponte. E le frasi: il segretario della Lega a Bergamo Fabrizio Sala dice: il ponte riguarda poco i nostri territori, noi siamo per il modello CSU-CDU Lega Lombarda dentro Lega Nazionale. Ma c'è anche Roberto Castelli che con la Lega non c'entra più niente, ma a cui vogliamo sempre bene, ex ministro della giustizia. Quello di Salvini ormai non è un partito nazionalista ma meridionalista. Senti un po' cosa dice Castelli: la Lega non c'è più ma i leghisti ci sono ancora. E allora questi passano la giornata a farsi le leghe e a parlare male della Lega, di tutti noi che formiamo la Lega, di Matteo Salvini e di tutti coloro che stanno lavorando per questo paese, l'Italia, visto che siamo in un governo italiano, ragazzi. Vorrei ricordare che ci abbiamo provato con la secessione. Io sono il primo dei secessionisti. Ho cantato una canzone che si chiama La Padania, se vi fosse sfuggita. La trovate ancora su YouTube, Sammy Varin, La Padania. Signori,
abbiamo capito che era un'utopia la secessione, siamo d'accordo con le macro regioni di miglio, nord, centro, sud, assolutamente, attendiamo l'autonomia e come vedete c'è qualcuno che sta fermando tutte le riforme più importanti proposte dalla Lega e dal centrodestra. Il ponte è una di queste, signori, ma intorno al ponte, prima di tutto al ponte lavorano per l'80% aziende del nord. Avete sentito, 8.000 persone si sono già iscritte per lavorare al ponte, ma poi parallelamente ci sono centinaia, migliaia di altre opere in tutta Italia che, guarda caso, non vengono prese in considerazione dai giornaloni. Si parla solo di ponte, ponte, ponte. Però, signori, se vi interessa, certamente per agitare un po' le acque all'interno della Lega, perché insomma, se il generale Vannacci non ci è riuscito, proviamo con il ponte. Il retroscena di Francesco Moscatelli oggi sul quotidiano La Stampa a pagina 4. Ah, santa polenta, per fortuna che c'è Eugenio Giani, niente rese dei conti nel PD, vedi, va tutto bene nel PD, ma il modello è quello toscano. La saggezza di Prodi, cioè lì che li manda gli accidenti, ma c'è la saggezza di Prodi, scherzo Giani, ci stimola. Non sappiamo quali stimoli abbia provocato nei pidini, visto che da una settimana che si parla di quello che ha detto Prodi in televisione, gliene ha dette di tutti i colori, nel senso che praticamente ha detto che il PD è un partito finito, non ci sono novità, non ci sono proposte, non ci sono persone, e c'è lui, certo, c'è Romano Prodi, rimane lui e poi chi altro? Fatemi sapere, 340 6709 659, verso la segreteria un atteggiamento costruttivo. Insomma, paginone a pagina 16 del quotidiano La Stampa per Eugenio Giani, che naturalmente si è confermato alla guida della regione toscana, quindi tanto di cappello. La verità racconta la verità sulla storia del ponte e la chiama vendetta, la vendetta della Corte dei Conti. Lo stop al ponte sullo stretto ha solo motivazioni tecniche? Punto di domanda. Come i cugini dell'ANM, i magistrati contabili si oppongono ferocemente alla riforma che li riguarda. Durissimo comunicato poche ore prima dello sgambetto al governo. I rilievi, molto nel merito, da parte di una toga che ha lavorato nei gabinetti di ministri di sinistra. Un suo collega inneggia a toni negri alle scuole occupate e insulta il centrodestra. Fascisti da ricacciare nelle fogne. Signori, oggi la verità è potentissima. In centropagina, signori, questo poveraccio veramente, che va a stendere i panni davanti al Duomo, un povero egiziano. Il Duomo di Milano, povero davvero, un senza tetto, ci mancherebbe altro, eccetera, ma proprio fuori dalla porta del Duomo doveva stendere le sue mutande. Il Duomo di Milano ridotto ad attaccapanni per immigrati allo sbando. Dimmi un po' se non è potente oggi la verità. Non si arresta il degrado della città guidata da Sala, mentre un altro sindaco progressista a Sassuolo vuole fare costruire la moschea più grande del nord-est, 5.000 firme per bloccarla. La volevano fare a Gallarate questa moschea, poi col sindaco della Lega, signori. A Sassuolo non so se c'è il sindaco della Lega, non penso. Dite che la faranno? Oggi è da comprare assolutamente. Il quotidiano La Verità è tutto vostro. Si parla anche di Sempio, indagato il papà di Sempio per corruzione, ma io vado subito all'interno. Pagina 7, scontro sulla giustizia e ora referendum può bocciare la Schlein, ok? Cioè, se vince e che riusciamo a farla questa riforma della giustizia per davvero, la Schlein potrebbe andarsene a casa. Il capo del PD strilla per non farsi oscurare da Conte. Il governo vuole le mani libere, sulle mani, giù le mani, sulle mani, giù le mani. E una legge che non sia uguale per tutti. Ma il segretario Dem, che ha perso ogni battaglia, sa di rischiare. Meloni personalizza la sfida, dovrà sopportarmi a lungo.
paginone quest'oggi chiaramente su quello che può accadere se vince il sì, se vince il no. Intanto però le firme si sono già raccolte a Sassuolo, più di 5.000 firme anti-moschea a Sassuolo. Il luogo di culto di oltre 2.000 metri quadrati sorgerebbe al posto di un centro culturale islamico. Cittadini e centrodestra temono che il tempio causerebbe il boom di stranieri. L'eurodeputata Cisint della Lega: nessuno spazio senza un'intesa con lo Stato. Ricordiamo che questa religione, quella islamica, è l'unica che non ha sottoscritto alcuna intesa con lo Stato, non ha aderito neanche ai diritti dell'uomo, se li sono fatti da soli questi diritti, e che fortunati loro. Si chiama Al Medina, potrebbe diventare la più grande moschea dell'Emilia Romagna. Per ora è solo un centro culturale islamico, ma con i suoi oltre 2.000 metri quadri guarda lontano. Lo spazio è stato acquistato con scrittura privata dalla comunità musulmana di Sassuolo in uno stabile di uffici e attività commerciali nel cuore del centro residenziale Braida, ed è in procinto di trasformarsi in un luogo dove invocare Allah. Sotto, eccola qua, la nuova vetta del degrado a Milano. Non era mai successa una cosa del genere, possiamo dirla? Egiziano stende i panni in Duomo. Il clochard ha anche minacciato gli agenti. Sardone della Lega: Sala ha nulla da dire. Alessandro Darold, signori, con questo paginone sul quotidiano La Verità. La notizia naturalmente non viene citata dai quotidiani di sinistra. Cosa dice la Sardone invece? Scene come quella dei panni stesi sul Duomo raccontano meglio di qualsiasi parola la decadenza di Milano. Il centro è invaso da sbandati e senza tetto. Le periferie sono sempre più abbandonate. E il sindaco Sala non dice nulla. È questo il concetto di decoro della sinistra? Negli ultimi mesi diversi episodi di cronaca hanno contribuito ad alimentare il dibattito sulla sicurezza. Solo nelle ultime settimane si sono registrati 2 accoltellamenti tra giovani in Viale Comens e in zona Bicocca, oltre a una rissa in piazza Costantino con 2 feriti gravi. Un quadro che, unito all'aumento dei furti e degli atti vandalici, disegna l'immagine di una metropoli in difficoltà sul fronte dell'ordine pubblico. Dal rapporto 2024 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza emerge che i furti negli esercizi commerciali sono passati in un anno dal 13,9 al 22,8%, mentre gli episodi di vandalismo segnalati sono cresciuti dal 9 al 13,8%. La cronaca Maranza vi dà appuntamento alle 11:10, quando arriverà la Chiara Soldani, e quando parla Chiara Soldani su Radio Libertà, lo sapete, ci bloccano ogni volta sui social. Io apro le linee, Simone, 0292947222. Oggi abbiamo fatto a meno dei vostri WhatsApp, purtroppo la macchinetta la stiamo facendo ripartire ma non parte, ma le vostre telefonate sì, dai, se siete tra il gnacco e il petacca chiamate 0292947222 per commentare le notizie del giorno. Intanto vi porto ancora sulla Verità, pagina 19, perché non ne parla nessun altro quotidiano, ma si decide in queste ore sul Mercosur. Arriva Šefčovič a Roma. Italia decisiva sul Mercosur, titola a pagina 19 La Verità. L'eurocommissario al commercio Šefčovič vede Orsini e Meloni. Oggi l'incontro con agricoltori e Lollobrigida. Sul tavolo l'inserimento della reciprocità e dei controlli sui prodotti importati dal Sud America. Altrimenti in Consiglio europeo il trattato rischia di non avere voti. Lo facciamo passare questo Mercosur? Pare proprio di sì, signori. Certo, è reciprocità e quindi scambi commerciali con il Sud America, e questi paesi del Mercosur stanno andando sempre meglio, ma attenzione, producono anche schifezze che arriveranno sui nostri piatti, nei nostri piatti, attraverso un'Europa che non farà controlli su questi prodotti. Il pollo costerà 50 centesimi, ma cosa ci sarà dentro nel pollo? Punto di domanda. Altro motivo per dirlo in diretta. Che ne pensate? Problemi? Dubbi? Incertezze? Fotte un cavolo. 340670969. Ditemi la vostra. 0292947222 per entrare in diretta. Pronto?
Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, il problema che noi stiamo affrontando non è un problema di guerreggiata come nel passato. Io sto parlando ovviamente dell'offensiva islamica, perché noi fino alla battaglia di Vienna abbiamo avuto dei problemi bellici con l'Islam, cioè l'Islam ci voleva conquistare usando le armi, spade, cannoni, eccetera. Oggi l'offensiva che l'Islam ci ha sferrato è culturale, cioè attraverso l'informazione, attraverso i mezzi informativi, attraverso i giornalisti, attraverso gli opinionisti, attraverso i commentatori, attraverso i telegiornali, attraverso i servizi, e quindi o ci svegliamo o questi piano piano ci cambieranno il cervello. Magari a me, te, Sammy, noi che abbiamo già una cinquantina d'anni, una sessantina d'anni, abbiamo un substrato che ci permette di valutare il passato com'era e di fare dei raffronti, ma noi dobbiamo pensare ai ventenni, a quelli che tra 20-30 anni governeranno questo paese e governeranno l'Europa o l'Occidente in generale, perché questi non hanno un substrato, non hanno un passato a cui raffrontarsi. Il passato che loro vivono è quello di oggi, e quindi l'offensiva culturale islamica, o comunque dal punto di vista islamico, cioè il Corano non si discute, tutto quello che c'è scritto nel Corano è legge e non c'è niente da discutere, viene praticamente portato anche su tanti altri argomenti, cioè il Covid al suo tempo, l'Ucraina, Gaza, eccetera. Non c'è la possibilità, secondo questo modo di operare, la possibilità di discutere, di confrontarsi. Perché? Perché lo dice il Corano, perché lo diciamo noi, e quindi l'Occidente in questo momento sta veramente rischiando di essere sopraffatto, perché un po' siamo diventati pigri, ammettiamolo, e quindi non abbiamo voglia di impegnarci, e noi pensiamo che il problema sia sempre degli altri. Invece no, è un problema che coinvolge tutti. Magari io e te, Sammy, e chiudo, non lo vedremo, perché non vedremo quel mondo, ma probabilmente i nostri figli, quando avranno 20, 30, 40, 50 anni, lo vedranno, e i nostri nipoti, quando saranno piccolini, vivranno questo mondo. O si combatte contro l'offensiva culturale islamica, islamista e dal punto di vista islamico, oppure siamo morti. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Mentre parlando dell'Islam, mi veniva in mente però la scena di chi non ti fa parlare all'università, dicendo che solo lui può parlare, solo lui dice la verità. C'è questo strano parallelismo tra una certa sinistra e l'Islam. 0292947222, questo è il momento giusto per entrare in diretta e dire la vostra su qualunque argomento. Noi ci chiamiamo Radio Libertà. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Chiamo da Trieste, ciao. Ciao, buongiorno. Scusa, sarà simpatica la Sardone, la Cisin, però io direi adesso basta, siamo 4 anni al governo, quasi la destra. Insomma, facciamo qualcosa di più, non è possibile, anche qui a Trieste. Siamo pieni di immigrazione clandestina. Abbiamo sul confine i carabinieri, la polizia, la finanza, invece dovrebbero pattugliare i boschi. Alla Slovenia non le frega niente, cioè loro lasciano passare tutti, e qua vengono continuamente. Allora cerchiamo di fare le cose seriamente, ma anche in Italia. Ormai la destra è da 4 anni, ha fatto una campagna elettorale sull'immigrazione, sulla sicurezza, è un casino dappertutto, peggio di prima, e allora insomma mi saranno anche simpatiche, però dobbiamo anche guardare dentro in casa nostra, insomma, no? C'è qualcosa che non va. Ciao. Grazie. Come che c'è qualcosa che non va? C'è una certa sinistra, una certa magistratura che ferma qualunque riforma la destra voglia fare. Proprio per questo che bisogna andare a votare quando sarà il momento, il referendum che conferma la riforma della giustizia. 0292947222. Chi vuole andare in diretta può chiamare adesso. Pronto? Sì, Sammy, sono il Walter, ciao. Ciao. Ciao Sammy, volevo dire questo, vabbè, quello che dice Marco è tutto sottoscrivibile, c'è poco da dire. Io ricordo solo
che per i mondiali di calcio nel Qatar sono viaggiate valigie piene di quattrini, quindi è vero, l'ideologia, loro sono bravi, loro hanno i soldi e possono spenderli tranquillamente e comprarsi quelle mezze tacche che ci sono in Europa e che a quanto pare sono sempre di più. Volevo dire quest'altra cosa. Referendum, io mi ricordo di aver votato il referendum per la responsabilità civile dei magistrati, ho votato il referendum sempre a favore, cioè ho votato per la privatizzazione della RAI, ho votato una montagna di referendum che alla fine, finito il referendum, non sarà questo il caso, io andrò a votare, voterò affinché la riforma passi, però trovano sempre la soluzione per far sì che il referendum non conti più niente. Quindi la nostra classe politica è una classe politica che si sa muovere per difendere i propri interessi. Guarda, mi dispiace, la Lega non è così, però è finita in un mare, che è quello di Roma, che bene o male avvolge tutti, è come un mantello che piano piano ti copre, Roma si sta bene, c'è il Ponentino, si mangia bene, più battaglia, più lotta, più Claudio Borghi che dice pane, vino, Claudio Borghi, Alberto Bagnai. Queste sono le persone che davvero noi dobbiamo elevare a nostri, teste di ponte, cioè loro sono le nostre teste d'ariete. Tutto qua, era solo questo. Ciao Sammy. Grazie. Quante volte abbiamo disquisito sul fatto di andare a Roma. I primi anni la Lega era indecisa. Andiamo a Roma, ci romanizziamo. D'altronde, se si vuole governare, ci avevamo provato col Parlamento del Nord. Ancora adesso, devo dire, la Lega Lombarda, Romeo, eccetera, è capogruppo al Senato della Lega a Roma, ma è anche responsabile della Lega Lombarda qui in Lombardia. E quindi un doppio lavoro, due binari che servono per portare avanti la questione del Nord. È chiaro che per farlo, ribadisco e discoriba, ci vogliono i voti. E come vi dico sempre, la politica da queste parti è una girandola, è un gioco, per cui adesso la moda è per la destra della Meloni e aspettiamo che giri di nuovo la ruota, anche perché dall'altra parte, verso sinistra, non vedo quei famosi pezzi da 90 che potrebbero incarnare fiducia. Intanto, a proposito di destra, il sito di Repubblica mette tra le notizie d'apertura cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma. Il sindaco Guerra, il sindaco di Parma naturalmente di sinistra, squallida propaganda. E ci sono cascati ancora quelli di destra, possibile? 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Sammy, ciao. Marco da Milano. Ciao. Allora, condivido in pieno quello che ha detto Marco da Mantova, praticamente, e solo direi con un distinguo, no? Cioè nel senso che io non credo che i Maranza, no? Visto che inquadriamo i Maranza come, diciamo, la generazione più giovane dell'immigrazione, quelli che vengono chiamati immigrati di seconda generazione, no? I nuovi italiani, vabbè, diciamoli così, no? Perché secondo me quelli se ne fottono della loro religione, fanno quel cavolo che vogliono, cioè si comportano come tali, no? Tanto sanno che c'è chi praticamente li giustifica perché dice che noi, compresi i nostri ragazzi, non li capiamo, non li integriamo, eccetera, eccetera, tutte semenate qua, per cui, eccetera. Identica cosa, direi, io parlo per mia esperienza perché, con due figli anche grandi, no? Se sono andati a votare un paio di volte da che hanno l'età, adesso ne hanno 30, no? Dai 18 anni, è un miracolo. Bisogna attrarre questa gente qui per farli interessare alla politica, perché questi, no? Cioè loro stanno bene così. E poi, da ultimo, l'ultima cosa che hai detto adesso per quanto riguarda i cori fascisti, no? Come dici tu, io come ti ho scritto l'altro giorno, bisogna smettere di dare importanza a chi evoca il fascismo, perché il fascismo
noi, almeno noi lo sappiamo, che non esiste più da 80 anni a questa parte, e che per spezzare una lancia in favore di Mussolini, no, come si chiama? Se oggi fosse qui gli estremisti, cosiddetti estremisti di destra, li piglierebbe tutti a calci nel culo, sostanzialmente, perché si fanno ridere dietro da mezza Italia con queste trovate che hanno, sostanzialmente. Per cui, cioè, è la sinistra che dà importanza a questa cosa, tutta una strategia per dire che praticamente siamo sotto un governo di centrodestra che è una dittatura. Questo è lo scopo finale. Ok? Ciao Sammy. Grazie caro. La verità è che per contrapporsi alla sinistra, una certa destra fa questi corettini fascisti, scherza sul duce, cose che non hanno alcun valore, ma a contrapposizione della sinistra. È che è un gatto che si morde la coda, perché poi la sinistra grida: ecco, i fascisti sono tornati, eccetera. Ma questa è gente che il fascismo non se lo fila assolutamente, semplicemente una contrapposizione alla sinistra che canta Bella Ciao o Avanti Popolo. 0292947222. Ci potremmo contrapporre con l'autonomia, secondo me sarebbe molto più interessante per il nostro paese, e invece qualcuno canticchia le canzoncine fasciste e la sinistra, signori, cosa vuoi che faccia? E la prende al volo. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto? Ciao. Ciao Sammy, un minuto, la faccio breve, insomma. Prima lo Stato deve difendersi da questo islamismo. Dice, ma loro non hanno un rappresentante unico per concordare con le leggi dello Stato italiano? Va bene, allora dove c'è una moschea ci sarà un imam, il sindaco, qualcuno vada e concordi di far rispettare le leggi dello Stato, altrimenti stanno fuori dalla normativa nostra. Questo per lo Stato. Secondo, Salvini veramente mi ha fatto molto dispiacere sentire, non era molto rammaricato per il ponte di Messina, però molto, molto buono, ha detto, dice sì, io voglio il ponte, non mi interessano tutti questi problemi. Ha ragione, ma come si fa? Come fa questa magistratura, la Corte dei Conti, che non ha mai parlato in vita sua, ora ha parlato, ha deciso, ma quando quella ha fatto quella legge sul bonus sulle case, il 110, ma perché non sono intervenuti? Quando quell'altro, il signor Renzi, che non capisce nulla, agli 80 euro, lei non è intervenuta alla Corte dei Conti. È una vergogna, un ponte che aspetta da 60 anni, 70 anni, non è possibile farlo perché la magistratura non lo vuole, il partito politico dei magistrati non lo vuole. Grazie Sammy, scusa. Ma che ci mancherebbe, e si ritorna appunto all'argomentazione di ieri. Con chi state? Con chi vuole fare o con chi non vuole fare? Certamente si parlerà anche di questo nella programmazione che arriva adesso su Radio Libertà. Io ritorno alle ore 11. Avete ascoltato